Serie B-Win. Tutti i colori della passione. 39esimo turno di Serie B-Win in scena allo stadio Braglia di Modena, dove gli uomini di Bergodi ospitano il Grosseto di Michele Serena. Le due squadre sono appaiate a quota 48 punti in un limbo di tranquillità, a più 5 dalla zona play-out e meno 5 dall'ultimo posto play-off. Modena con Greco, Stanco e Pasquato davanti, il Grosseto risponde con Defendi, Sforzini e Immobile. Arbitra Gennaro, Palazzino di Ciampino. Sono i padroni di casa a partire decisamente meglio. Il tentativo di Velardi sul calcio d'angolo di Pasquato è fuori d'un soffio. Minuto 19, Greco, gran lavoro sulla corsia di sinistra, trova Stanco, il suo colpo di testa però viene neutralizzato dall'ottimo Narciso. Un minuto dopo ancora l'asse Greco-Stanco, è il modenese classe 87 a trovare ancora la risposta di Narciso, tra l'altro ex della partita, 4 stagioni a difendere i pali del Modena. Ancora i padroni di casa in avanti, splendida l'azione di contropiede che porta al gol del vantaggio. Quinta marcatura per Giuseppe Greco, l'assist al bacio è di Pasquato. Risultanza del Modena che vede dopo il vantaggio più vicini i playoff. Quinto gol in campionato per il palermitano, classe 1983. Cerca di reagire il Grosseto, tiro di Defendi, trova la risposta di Alfonso. Minuto 32, ancora Grosseto, questa volta è Crimi a mettere il pallone dentro, c'è il colpo di testa di Defendi che viene disturbato da Velardi e non riesce a trovare la porta avversaria. Un minuto dopo ancora Defendi, ottimo il dribbling, il destro viene neutralizzato ancora da Alfonso. Minuto 33, arriva il pareggio del Grosseto, calcio d'angolo di Mora, colpo di testa dell'inquadrato Sforzini, ottavo gol per l'ex della partita che poi avremo l'opportunità di vedere nel replay. Fa anche un bruttissimo gesto nei confronti della sua ex curva, era già poco amato quando giocava nel Modena, ora punisce con la maglia del Grosseto. Ultima azione del primo tempo, l'anticipo secco di Narciso su Greco che commette anche fallo sul portiere avversario. Nel secondo tempo è il Modena a provarci per primo al minuto 3. C'è la percussione sulla sinistra di Stanco per il colpo di testa di Greco, fuori però. Minuto 7, calcio di punizione di Mora che colpisce in pieno la traversa. Rivediamo la bellissima esecuzione del parmigiano classe 79. Minuto 13, ci prova Immobile, il suo sinistro però è fuori di un soffio. Guardalben era sulla traiettoria del pallone, Guardalben che ha sostituito Alfonso, uscito per infortunio. L'ultima occasione della partita di Pasquato, la sua conclusione di sinistro però è alta. Finisce 1-1, Modena in vantaggio al minuto 23 con Greco. Poi l'ex Sforzini pareggia il conto 10 minuti dopo con annesso gesto di beffa contro i suoi ex tifosi. Un pareggio che non serve a nessuno e che annulla ormai le speranze playoff di entrambe le formazioni. Attenzione.